Adesso passerei la parola a Bruno Pigozzo, che è il vicepresidente della Commissione Urbanistica e che sostanzialmente abbiamo lavorato in tandem con Azzalin per costruire questa prima proposta. Sì, allora, le motivazioni per cui siamo arrivati, insomma, le ha accennate adesso Lucio. Credo che di stop al consumo di suolo ne abbiamo sentito parlare a più riprese e in tempi anche non recenti. Di fatto però questa scelta non è mai entrata in maniera pregnante in una proposta di legge, non è mai diventata norma. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è di dare una risposta in questo senso e di presentare una proposta di legge che voglia appunto entrare nel merito del modello di sviluppo costruito e seguito fino ad oggi per creare non solo lo stop al consumo di superficie agricola e ambientale, ma addirittura recuperare suolo, recuperare spazio per le superfici e dando anche degli opportuni incentivi a questa finalità. È chiaro che la materia del paesaggio e della tutela dell'ambiente non è solo materia regionale, è anche materia statale, materia concorrente. Noi sappiamo che il primo ministro Letta ha annunciato che ci sarà un collegato alla finanziaria che dovrebbe dare indicazioni precise anche sul stop al consumo di suolo, lo stiamo aspettando. Sappiamo che ci sono due proposte a livello nazionale in Commissione Ambiente e in Commissione Agricoltura in un iter già abbastanza avanzato, nel senso appunto dello stop al consumo di suolo. Ci risulta, abbiamo visto le bozze, insomma, che quelle proposte siano però impostate dicendo: noi abbiamo consumato troppo suolo, stabiliamo un contingente regione per regione, che poi diventerà comune per comune, di possibilità di ulteriore consumo e esaurito quello ci fermiamo. Ecco. Secondo noi questa modalità non è rispondente ai tempi attuali e non è neanche culturalmente, dal nostro punto di vista, accettabile e coerente. Noi diciamo sì, blocchiamo il consumo di suolo, lo facciamo con una norma ben precisa, fotografiamo la situazione attuale del territorio veneto e in collaborazione con i comuni stabiliamo un censimento delle aree che potrebbero essere restituite all'uso agricolo, ambientale e paesaggistico. Quindi coinvolgiamo i comuni in questa azione, in questa operazione di censimento e stabiliamo le direttive per far entrare dentro la pianificazione urbanistica queste aree e quindi inserendole nel piano degli interventi che è previsto dalla legge 11 del 2004, tuttora vigente, che è quella dei PAT in sostanza. Un'altra cosa importante che prevediamo nella nostra proposta è di stabilire una forma univoca di misurazione del consumo di suolo, anche questo è un altro elemento cruciale finora non definito. E quindi con questi elementi noi possiamo dire di mettere uno stop al consumo di suolo e di incentivare il recupero all'uso agricolo ambientale. Vi ho preparato qui insomma una brochure con un po' di dati così di carattere generale. Credo che qualcuno di voi è anche presente sicuramente alla conferenza stampa fatta in primavera di quest'anno con il Presidente del Consiglio regionale Ruffatto, dove è stata presentata appunto il report sui consumi di suolo in Veneto. L'ho riportato apposta per dire: i dati li conosciamo, sono cose che ci ripetiamo, ci diciamo da anni. Sappiamo che il rapporto tra superficie agricola e superficie totale è andato via via mutando, riducendo lo spazio della parte agricola. Avete una tabella che vi riporta provincia per provincia dal 70 al 2010, che è l'ultimo censimento, appunto compreso anche quello agricolo, che dice dal 53,8 al 44, quindi il 9,8 che citava Lucio è la riduzione complessiva dello spazio agricolo. Vi ho riportato un documento che è l'introduzione, la relazione al piano regionale di sviluppo del 2007, dove insomma se lo leggiamo oggi diciamo: ma in 6 anni cosa è stato fatto?
Il modello diffuso che caratterizza il sistema insediativo dell'area centrale veneta ha pertanto generato situazioni complesse e avanzate di consumo di suolo, di illogica sottrazione di aree all'attività agricola e ambientale di disordine insediativo, determinando in definitivo un'usura eccessiva delle risorse naturalistiche non riproducibili che, oltre a provocare come conseguenza uno scadimento generale della vita del territorio regionale, hanno messo in crisi l'efficacia stessa e la continuità del modello produttivo esistente. Ecco perché parliamo di cambio di passo nel modello di governo del territorio, perché da questa fase, tenendo conto che tutte le indicazioni, anche diciamo normative più generali, partiamo dalla Costituzione se vogliamo, dall'origine, ma poi lo Statuto regionale ultimo del Veneto, l'articolo 8, la Carta europea dei diritti fondamentali, tutti dicono in maniera chiara che il suolo va salvaguardato e possibilmente recuperato. Cito anche le nuove indicazioni della Comunità Europea, gli obiettivi 2020 per uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Ecco, in queste 3 parole si inserisce appunto la nostra proposta di legge. Nel dettaglio poi avete insomma, gli articoli più significativi, dalle finalità generali all'ambito di applicazione. Teniamo conto che viene considerato consumo di suolo tutto quello che sottrae superficie. È chiaro che interventi di carattere pubblico, di somma urgenza, interventi per opere strutturali, eccetera, pur con le opportune cautele, non rientrano in questa logica, perché è chiaro che non possiamo bloccare tutto Lo stadio, ad esempio? Allora, gli interventi a opere pubbliche, quindi di interesse comune, sono escluse da questa. È chiaro che però in questi interventi noi chiediamo e mettiamo delle prescrizioni, e cioè la permeabilizzazione delle superfici. Tra l'altro sapete che noi come gruppo avevamo presentato una proposta di legge specifica che è ancora ferma sulle permeabilizzazioni, ritenendo che l'aspetto dell'equilibrio idraulico insomma a buon diritto entri in questa logica di recupero di suolo. Quindi anche se ci sono interventi comunque necessari come quelli pubblici, vanno garantite le condizioni di permeabilizzazione. E un'altra cosa importante, lo vediamo percorrendo il passante, le aree residuali delle infrastrutture pubbliche, che molto spesso sono destinate a rimanere degradate all'incuria eccetera, vanno comunque prescritte come aree da recuperare con le migliori tecniche insomma, di ingegneria ambientale che oggi ci sono. Non consumano suolo le operazioni di spostamento di edificato in zona a rischio idraulico, che chiaramente non possono più restare in quelle condizioni, vanno recuperate appunto in nuove aree. Ecco, anche queste operazioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza innanzitutto, ma anche poi di qualità dell'edificato esistente, possono rientrare come consentite diciamo da questa norma, questa proposta. Volevo fare un altro riferimento importante insomma, che è quello degli incentivi, cioè sia da parte della Regione sia da parte dei comuni queste operazioni che vanno a riqualificare, rigenerare, ricucire il tessuto urbano e rurale dell'edificato esistente possono essere appunto incentivate con aumento di volumetria, aumento di quindi capacità dell'edificato, purché non portino a nuovo consumo di suolo, e quindi la cosiddetta densificazione edilizia, che è un concetto un po' nuovo sul quale insomma vale la pena di soffermarci, è un elemento inserito in questa proposta come finalizzato proprio al recupero di nuovi spazi, di nuove superfici. Credo di aver dato insomma un po' il quadro essenziale della proposta. Ecco, tra i divieti mettiamo una prescrizione, cioè tutti gli interventi su aree agricole o su fabbricati diciamo a uso agricolo che prevedono contributi in denaro, da quelli comunitari a quelli nazionali a quelli regionali, creano un vincolo su quelle aree, su quei fabbricati,
decennale, per cui io quell'area la devo lasciare così per almeno 10 anni se ho ricevuto un contributo per la conduzione agricola, perché sennò entro in contraddizione col principio della proposta. E delle sanzioni che sono quelle poi previste già dalla normativa in caso appunto di trasgressione, quindi abbattimento, sanzione e così via. La norma transitoria, che è quella che chiude un po' il pacchetto, da cui l'espressione blocchiamo il nuovo consumo di suolo, dice che intanto che non ci sarà questo censimento in accordo tra regione e comuni, intanto che non ci saranno le nuove direttive per inserire le aree da riqualificare dentro alle pianificazioni dei piani di interventi comunali, si prescrive appunto un divieto del consumo di suolo, con le eccezioni che dicevo prima, per un massimo di 12 mesi. Quindi abbiamo stabilito anche una tempistica per la Giunta di recepire le norme, i contenuti, i principi e poi emanare direttive entro al massimo 12 mesi, quindi tempi anche abbastanza rapidi. Ecco, io avrei chiuso così. È chiaro che questa norma, lo accennava Lucio all'inizio, va a diciamo, intersecarsi con il piano casa, ma anche con il PTRC regionale, che come sapete è stato riadottato in chiave paesaggistica, dove c'è un articolo che parla di stop al consumo di suolo. Interferisce col piano commerciale recentemente approvato, il piano energetico di cui si sta parlando, non abbiamo ancora visto, il piano cave, altro elemento di forte attualità, il piano regionale di sviluppo, la nuova programmazione, quindi anche a livello comunitario la nuova PAC con le direttive che dentro a questa aiuto diciamo, di tipo comunitario possono interferire con la nostra proposta. Cito da ultimo e chiudo Expo 2015, nutrire il pianeta energia per la vita, credo che sia un po' il senso di tutta questa nostra proposta.